ci siamo lasciati con un nulla di fatto poi. È stato un comitatone decisamente movimentato quello svoltosi lunedì sulla salvaguardia di Venezia e della laguna, durato 3 ore e mezza e con una conclusione deludente. C'è da parte del governo una posizione che loro ritengono rispettosa dell'indirizzo UNESCO di far uscire le grandi navi dalla laguna, e quindi una posizione da parte del governo di pensare a una soluzione offshore o molto, molto vicina alla costa o comunque fuori dalla laguna. Non si è ben capito se è offshore, cioè miglia fuori che non si vede, oppure a ridosso, sembra più a ridosso. Noi abbiamo qualche perplessità, insomma, su tutta questa partita. Si parla poi di una call, il governo è intenzionato ad aprire una call internazionale per vedere i progetti della, diciamo, la marittima futura, dove verranno tenuti validi i progetti anche di Porto Marghera già presentati, più tutti i progetti che vorranno arrivare. Noi, non solo io, ma anche gli altri sindaci hanno subito evidenziato che non c'è indisponibilità sull'attracco della zona di Cavallino, quello chiamato Duferco, l'altro indisponibilità totale da parte mia, almeno sicuramente, ma ho sentito anche il sindaco di Chioggia contrario, su un porto davanti a Sottomarina e a Chioggia, evidentemente assurdo. Per cui è Marghera la soluzione finale, noi lotteremo per questo, lo dico anche alle persone che in questo momento non prendono lo stipendio da febbraio, stiamo lavorando duro. Sul tema delle grandi navi fuori da bacino San Marco, Zaia ha ribadito la proposta di Regione e Comune. Utilizziamo il canale dei Petroli, che è la via acquea che utilizzano le petroliere, le grandi navi. A quel punto le grandi navi da crociera vanno a ormeggiare a Porto Marghera, non chiedetemi la banchina come si chiama, banchina nord, area nord, insomma quello che è, e invece quelle, diciamo, di piccole dimensioni, attraverso il canale Vittorio Emanuele, che non è un nuovo canale, è un canale che esiste ma va semplicemente ricalibrato perché si è interrato, come si dice, va dragato, arrivare direttamente alla marittima. Complessivamente sono 100 i milioni destinati nel 2020 ai comuni della Laguna di Venezia. Abbiamo avuto un piccolo acconto, un piccolo contentino di 40 milioni da dividere anche con gli altri comuni, ma insomma qualcosa di positivo per il prossimo anno. Continueremo la battaglia, sarà molto dura, abbiamo la regione al nostro fianco e soprattutto abbiamo ragione.